pomeriggio a tutti e benvenuti a Geo in Geo. Oggi il nostro viaggio nel bel paese ci porta nell'estremo nord-est della nostra penisola, ce ne andiamo in Friuli, Venezia Giulia. Il nostro viaggio comincerà con una tappa per conoscere uno dei piatti più antichi della tradizione gastronomica del Friuli, che è la brovada. La brovada è una rapa molto particolare che viene in qualche modo macerata con le vinacce. Vediamo come si cucina. Noi ospitiamo questo pomeriggio una cuoca che viene da Stregna, si chiama Teresa Kovaceustak. Benvenuta, una cuoca della Coldiretti. Ciao. Come stai Teresa? Bene. Allora, la brovada io la conosco qui a Geo oggi. Sì, anche... Fammi vedere che cos'è. È un prodotto il più tradizionale che abbiamo in Friuli ed è una rapa che viene macerata nella vinaccia e quindi lasciata per qualche giorno fino a 2 mesi, qualche volta poi viene tagliata. Voi la tagliate a listarelle? Sì, la tagliamo molto sottile, vedi? Sì? Perché ha questa caratteristica di restare... profumo. Una volta si usava cuocerla per molte ore, adesso noi cuochi friulani cerchiamo di alleggerire il piatto. Difatti oggi vi porto un piatto con una brovada cotta in maniera diversa, la appoggiamo a vapore, poi la condiamo con olio d'oliva, sale e pepe e la presentiamo anche in un modo diverso. Questo sarà il piatto finito. Sì, guardate che bello che ci sta per realizzare Teresa. Sì. Questa è la brovada è una coppa con una base di patata. Quindi facciamo una crema di patate, la brovada viene cotta a vapore, come ti dicevo, quindi molto più leggera, molto più digeribile, certo. Resta questo gusto. Mentre prima si acido. Ripassava, mi dicevi, si usava molto più ripassata in padella, poi? Si usava proprio stufare anche per ore e ore con un musetto e quindi diventava un piatto... musetto è una salciccia un po', sì, no? È un salume. Un salume. Noi lo riprendiamo in questo piatto perché è tipico. È tradizione. Come ti dicevo prima, è la cosa più tipica che abbiamo. Nasce dal vino, nasce dalla terra del vino perché le rape vengono messe a macerare. Adesso dentro, lo vedremo ecco. come. Questo è un altro piatto tipico che si fa con la brovada, è la parte vero? molto più a nord da Cividale e le valli del Natisone e questa si chiama bisna ed è una minestra di patate, fagioli e brovada, che meraviglia. Che è sempre appunto quella brovada che voi vedrete poi come si fa. Poi vedremo gli altri piatti, ma intanto io ti lascio lavorare. Da dove cominci? Ma io inizierò con una crema di patate, quindi farò un po' di rumore e intanto mettiamo... bene, crema di patate che farai con patate lesse, latte, un filo d'olio, un po' di pepe. Va bene, allora ti lascio lavorare Teresa, poi torno da te e adesso per scoprire la storia della brovada, il modo in cui viene prodotta, pensate che questo è un prodotto trasformato che ha una DOP, una denominazione di origine protetta, io invito qui a raggiungerci Vanessa Orlando, responsabile di campagna amica della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Benvenuta Vanessa. Così tu ci farai vedere proprio come nasce questo alimento, no? Che adesso ha una DOP. Questa è proprio la confezione in cui si vende la brovada già tagliata, fettucciata dite voi, vero? Fettucciare è il termine del disciplinare. Che sarebbe poi questo, lo vedete? Quindi tutto quanto a listarelle. Allora però partiamo dall'ortaggio originario. L'ortaggio originario è un ecotipo del Friuli Venezia Giulia, coltivato di rapa bianca dal colletto viola, coltivato in una zona delimitata appunto nel disciplinare che è nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone. La rapa praticamente viene coltivata, viene raccolta, toellettata, lavata e una volta diciamo preparata viene messa a fermentare nella vinaccia. Nella vinaccia, vedi? Di che uve? Di uve a bacca rossa della zona di definizione del disciplinare appunto sempre provincia di Udine, Gorizia e Trieste. Ecco. Scusate, no, Trieste no, Pordenone. Tu mi dicevi che in casa si fa con questo tipo di contenitore. Allora questa è un'usanza diciamo domestica, particolarmente della zona di Cividale e Valli del Natisone. Loro usano fare nella damigiana di vetro e qui noi la utilizziamo perché anche a livello visivo riusciamo a vedere la stratificazione. Mentre però
Però per la DOP c'è un prodotto che ha una denominazione di origine protetta, segue un disciplinare molto rigido, molto rigido, sì. Quindi nella DOP dove si fa questo lavoro? Si fa nei tini di legno, come quello che abbiamo lì davanti, oppure sì, in contenitori di vetro resina o plastica per utilizzo alimentare. Questo per il disciplinare, però nelle case Nelle le persone... case si usa fare anche nelle damigiane di vetro a collo largo, appunto per far entrare le rape Quindi intere. praticamente si ricoprono di queste vinacce. di vinacce, esattamente, si fanno più strati. Sì, adesso non c'è bisogno che lo fai tutto. Mettiamo più strati, più strati, esatto, ben certo, compressato di modo che poi la fermentazione si attui in modo ottimale. Si continua a coprire di vinaccia finché si arriva al colmo, dove si fa l'ultimo strato che si chiama cappello di vinaccia. Sì. Sopra il quale è facoltativo, si può mettere del sale grosso e poi si versa praticamente l'acqua come liquido di governo, facoltativamente insieme all'acqua in piccole percentuali dell'aceto o del vino, e poi si copre con il tappo e si lascia fermentare per minimo 30 giorni da disciplinare. Diciamo che mediamente a 40 giorni si ha la rapa fermentata. Si ha questo, esatto. È bella, la rapa fermentata che poi voi ovviamente la rapa fermentata si può fettucciare oppure si può mangiare anche cruda tagliata a fettine. Ha un aroma spettacolare, per cui secondo me anche cruda a fettine è buonissima, esatto, oltre che nelle ricette che ci fa Teresa. Da fettucciata si cucina esatto, poi nelle ricette tradizionali. Ecco, in vendita è così o soltanto fettucciata? Si vendono anche le rape. Così anche le rape intere sì, già c'è qualcuno che preparate. compra anche le rape e poi se la fa in casa la fettuccia come vuole. Ecco, vediamo gli altri prodotti del territorio che ci hai portato oggi, che mi colpiscono tanto. Intanto volevo vedere quelle rose meravigliose, la rosa perché meravigliosa. abbiamo dei radicchi come io ho visto poche volte. Allora, che radicchio è questo? Questa è la rosa di Gorizia, Prendene una, la rosa gelosamente di Gorizia, coltivata guardate. da produttori locali di Gorizia. Guardate cos'è, vi prego, io porto una rosa oggi ma non ha niente a che vedere con la rosa di Gorizia, che me la metto al petto ed è pazzesca. Questo è un radicchio autoctono, spontaneo, coltivato gelosamente. I segreti sono nelle mani dei nostri produttori. Anche i semi, vero? Sì, non che ci si tramandano molto. di generazione in generazione, ecco, e ne deriva questo meraviglioso prodotto che colora le campagne friulane, però allo stesso tempo è un c'è prodotto anche un'altra ottimo. varietà, vero? Questo è un altro radicchio che in friulano si dice la Dric Kulpok, che sta ad indicare il fatto che viene raccolto con un fittone massimo di 3 cm e venduto così, di modo che si mantenga la turgidità delle foglie, certo, esatto, e poi viene consumato con... più a lungo. Esatto. Poi ci hai portato delle pannocchie del mais autoctono, antico, che ha un colore, devo dirti che anche questo rare volte l'ho visto, che meraviglia. Sì, che mais è questo? Il Friuli Venezia Giulia ha delle caratteristiche pedoclimatiche molto favorevoli per la coltivazione di varietà di mais molto particolari e locali, che appunto ha pannocchia rossa, gialla o anche bianca, da cui derivano le farine. Anche la bianca è pregiata. Esatto. No? E così si possono produrre delle farine che sono molto portate per la produzione della polenta, tipico prodotto. E queste mele invece, Vanessa? Le mele, la mela autoctona per eccellenza del Friuli Venezia Giulia, la mela zeuca. Sì. Che è talmente autoctona e di poca produzione che diciamo non è esce solo dal per il Friuli, mercato locale. Sì, solo per il mercato locale. Che bello. E poi c'è una riscoperta del grano saraceno. Esatto, sempre in Friuli, in particolare nella zona del Cividalese e delle valli del Natisone. Fino agli anni 60-70 si coltivava il grano saraceno, che adesso si sta riscoprendo per la produzione anche lì di farine che vengono utilizzate per la polenta, quella che si dice polenta nera, oppure anche per fare, diciamo, altri prodotti. Essendo che non ha contenuto di glutine, è anche molto adatta per la celiachia. Per la celiachia. Vedi? Allora Vanessa, grazie, davvero grazie a Vanessa Orlando, responsabile di campagna amica della Coldiretti del Friuli, Venezia Giulia. Io torno in cucina da Teresa Kovaceustak. Allora Teresa, vediamo un po'. Velocissimo, perché quando abbiamo cotto le patate abbiamo fatto quasi tutto. Allora, tu hai cotto le patate, hai fatto come una purea con latte. Con latte, un po' di burro, pepe, una noce moscata. E le lasciate un po' lente, le vero? abbiamo lasciate un po' morbide, perché deve essere così una crema, proprio una... Sì.
tira Vedi? su che così lo vede la Ecco. telecamera che è lì. Deve essere proprio un purè Sì, lento, un po' liquido esatto, quasi, un esatto, pochino. così Ok. mantiene il sapore anche della patata. E invece la brovada Invece che la ne hai brovada fatto? l'abbiamo cotta a Un po' a vapore, vapore? l'abbiamo tenuta 10 minuti, l'abbiamo condita con dell'olio d'oliva, pepe e sale e nient'altro, quindi resta molto al dente. E Ok. andiamo a finire questo piatto. Di guarnire il piatto. Di guarnire il piatto. Ovviamente noi oggi l'abbiamo fatto in coppa, ma si può fare anche nel piatto Ma fondo, l'abbiamo fatto no? in coppa perché diciamo un modo diverso, un modo ripensato per presentarlo. presentare un piatto che è classicissimo, che è quello della brovada musetto. Questo è appunto Il musetto, che è questo che è un salume. cotechino, che è un salume che andiamo a posizionare sopra, così, quindi questo è la tipicità proprio del Friuli, e per dargli un altro tocco dove proprio ci sta bene. Che cos'è questo? Il rafano. Il rafano, Sì, che che ha un bello. profumo molto piccante, molto intenso. È un piatto che noi possiamo presentare come apertura, bello. è un piatto che Brava. possiamo mettere fra il primo e il secondo, e proprio per Grazie. sentire il nostro Friuli. Che bello. Fammi vedere gli altri piatti, cosa ci hai preparato Sì, di questa qui? ne abbiamo già Ne abbiamo parlato. già Qua è una parlato. crema di Questa? fagioli con patate e broccolo friulano che ha un sapore splendido. Sì. E poi sappiamo che adesso è anche stagione di verze e broccoli. Sì. E Qui c'è che cos'è? E invece questa è una polenta di grano saraceno sul fondo, la ricotta leggermente stagionata, crème e mela. E Vedi che mela. Hai entra... unito tutti i prodotti di cui ci ha Sì, parlato Vanessa. anche perché entra molto spesso il rafano nelle Sì. nostre E questi sono dei ricette. dolci tradizionali? Ecco, questi sono gli strucchi sempre tipici delle valli del Natisone, sono per antonomasia il dolce che viene usato per i matrimoni, per i battesimi. Questa è anche è un altro dolce tipico, Questo, si chiama che è gubana. bellissimo. Come si chiama? Gubana. Gubana, guardate che bello Sì. che è. E questo? E questo invece è il presnitz, ed è sempre il ripieno della nostra gubana, dove abbiamo pinoli, uvetta, grappa, noci, solo che la differenza sta nella pasta sfoglia. Certo, ha una pasta diversa da questa. Questa è una pasta lievitata, questa diciamo è la gubana, è proprio il dolce tipico. I nostri vecchi dicono, cioè nel mondo antico hanno raccontato che era un passaggio per entrare nelle mura di Cividale, un passepartout. Ecco. Bisognava offrire una gubana per poter entrare in città. in città. Grazie a Teresa Kovaceustak. E io adesso chiamo il nostro storico dell'arte, Costantino Dorazio, l'esperto dei luoghi segreti, scrittore. Buonasera Sveva. Perché dopo aver visto tanta ricchezza e tanta bellezza, voglio che mi racconti un po' del territorio. Con una cubana sotto braccio entriamo alle porte di Cividale e nel cuore di questa bellissima città scopriamo questo luogo qui, che è un tempietto, viene chiamato tempietto longobardo, anche se poi quando è stato consacrato è diventato Santa Maria in Valle, che è una testimonianza preziosissima di un'epoca storica che gli storici dell'arte continuano a studiare in modo molto approfondito, perché ancora non si capisce bene che tipo di arte abbia prodotto, cioè l'inizio del Medioevo. Siamo nell'VIII secolo, l'impero romano è già caduto da 3 secoli e il problema è che, quello che si dice sempre, no, caduto l'impero romano, l'arte scompare, entriamo negli anni bui del Medioevo. In realtà non è così. In realtà in quei secoli c'è un'arte che fiorisce, in particolare grazie alla presenza dei Longobardi, che sono proprio l'anello di congiunzione tra l'arte romana e una nuova arte, un nuovo linguaggio. Guarda, queste colonne, di nuovo, al terzo giorno che ci capita di parlare di colonne antiche che vengono riutilizzate in edifici medievali, ma perché era tipico, erano materiali talmente utili per sostenere nuove costruzioni che vengono riutilizzate, e quindi un gusto greco e romano che dialoga con un nuovo gusto che ti faccio vedere in questa immagine successiva, che è un dettaglio di un arco. Guarda che meraviglia. Questa è una delle testimonianze più preziose dell'arte longobarda, che è un'arte che non si svolge a rilievo, quindi che non esce molto fuori nello spazio, ma che crea questa sorta di intarsi meravigliosi, con questo tralcio di vite che dialoga con altri elementi floreali, preziosissimi. Cosa significa? Significa che le maestranze longobarde che venivano dal centro Europa sono maestranze molto abili a gestire e a lavorare i materiali, con delle forme però diverse da quelle che si facevano in antichità. Insomma, poi all'interno il tempietto è organizzato con un presbiterio, che era la zona dove potevano andare i presbiteri, cioè i sacerdoti, che è divisa dal resto dell'aula. Questo ospita un bellissimo coro ligneo, intarsiato. Guarda che meraviglia,
antichissimo. Ecco, appunto, c'è perché una ha più di cosa da dire 1200 importante anni. sul Friuli Venezia Giulia, che domenica prossima, credo che tutti voi lo sappiate, si celebra la giornata del ricordo, per ricordare le vittime delle foibe, migliaia di persone che furono trucidate e gettate nelle foibe, in queste grotte che si trovano sul Carso, dai partigiani comunisti di Tito, italiani, sloveni, croati, che avevano semplicemente l'unica colpa di andare Essere contro il italiani. regime o essere italiani. E quindi per ricordare quest'esodo giuliano-dalmata e per le foibe ci saranno una serie di commemorazioni ovviamente in tutto il nostro paese. E tu, a proposito di questo, mi vuoi far vedere il sacrario? Beh sì, c'è il sacrario ce ne sono diversi di luoghi dove si ricordano queste foibe in Friuli Venezia Giulia. Il più importante è questo, che è il sacrario di Basovizza. Basovizza, che si trova in provincia di Trieste in questo caso, è uno dei luoghi dove ci sono il maggior numero di infoibati, più di 4.000, e sostanzialmente all'interno di questa grande area ci sono questi buchi profondissimi, centinaia di metri, dove vennero appunto gettate queste persone. Come funziona il sacrario? C'è una sorta, vedi sulla destra, di aula dove c'è una proprio documentazione di cosa furono le foibe, e quell'opera che abbiamo accennato prima e si potrebbe rivedere di arte contemporanea, ecco questo elemento in ferro che ricorda un po' la sezione della foiba di Basovizza, con tutta l'indicazione di chi fu infoibato e a quale metri, e arrivavano veramente molto in anche se profondità. purtroppo di queste grotte ce ne sono tante quasi irraggiungibili e continuano ad affiorare dei resti ancora dopo 60 anni. Però qui a Basovizza si può scoprire questa storia in modo Certo. molto accurato. Grazie al nostro a voi. Costantino Dorazio, grazie davvero.